Buona giornata a tutti dalla redazione sportiva di Media News TV Europe. L'approfondimento di oggi è dedicato al grande Cagliari che ieri pomeriggio ha regalato uno spettacolo paradisiaco per fare irruzione nel paradiso della Serie A. Chiamato a confrontarsi con l'Atalanta, nouvelle prodige del campionato italiano, il Cagliari ha impartito un paio di lezioni di calcio indimenticabili. Prima e dopo l'espulsione di Ilicic, che ha spaccato letteralmente la partita proponendo situazioni differenti ma ugualmente rischiose. Nei primi 40 minuti della sfida la squadra rossoblù ha annichilito gli avversari con una prestazione strabiliante e ha annunciato il gol del vantaggio con una serie di giocate deliziose sviluppate attraverso incroci, sovrapposizioni, cambi di ritmo che hanno reso impenetrabile le ripartenze. La fase 2, quella giocata in superiorità numerica, è stata meno arrembante ma altrettanto efficace. Lotta a muso duro per spezzare il ritmo della gara in attesa dell'affondo giusto che ha poi prodotto il gol del KO alla Dea. La trionfale scalata alla classifica è meno improvvisata di quanto si potesse temere sino a qualche settimana fa. E ciò grazie a due ulteriori piacevoli novità: il progressivo perfezionamento dell'assetto tattico e l'ampliamento delle soluzioni a disposizione di Maran, che può finalmente contare dell'organico al completo, ampio ed affidabile. La nuova posizione di Nainggolan rappresenta per il momento una svolta determinante. Regista basso in avvio di stagione, ora utilizzato da trequartista anomalo a destra nella prima fase difensiva e poi al centro nella mediana e perno delle ripartenze. In questo modo il Cagliari alterna efficacemente la classica disposizione a rombo con una sorta di esagono nel quale è indispensabile anche la reattività di João Pedro e di Simeone nel primo sbarramento dell'interdizione. La compattezza e la mobilità difensiva consentono inoltre di sviluppare a ventaglio gli schemi d'attacco che possono portare fino ad 8 giocatori anche contemporaneamente nella metacampo avversaria. Una nota di merito infine va dedicata al roster costruito dalla società la scorsa estate. Ieri nella formazione iniziale sono stati schierati ben 5 giocatori partiti dalla panchina mercoledì scorso contro il Bologna. Cacciatore, Clavanna, Licogiannis, Castro ed Oliva. Una rivoluzione che è passata quasi inosservata ma che ha costretto l'Atalanta ad inchinarsi di fronte al Cagliari, la nuova squadra prodigia del campionato di Serie A. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Renato Scanu e dalla redazione di Media Sport TV Europe la più cordiale buona giornata.